La nostra proposta di far diventare i medici di famiglia dipendenti a tutti gli effetti delle USL, vale a dire lavoratori pubblici che rispondono alla struttura e soprattutto ai cittadini con conseguenze positive non solo in termini di servizio ma anche in termini economici, inizia ad entrare nel dibattito della politica. Il consenso è arrivato nelle scorse ore dal presidente della Commissione regionale sanità Fabrizio Boron. Anche il presidente del Consiglio regionale Ciambetti non chiude le porte, giusto il dialogo per evitare i disagi a dir poco spiacevoli registrati con lo sciopero dei medici di base. È una trattativa che secondo me ha raggiunto i toni muscolari che non doveva raggiungere. Io mi ricordo che abbiamo fatto una delibera sui medici di base ancora nel 2014 che era molto interessante per i medici. Rimettere ancora in discussione le cose, non so se sia stata la scelta giusta in questo momento. La trattativa deve essere riportata sui giusti binari perché a farne le spese non deve essere il cittadino lasciato solo di fronte alle porte chiuse degli ambulatori e nemmeno i pronto soccorso che devono sobbarcarsi eventuali surplus di visite. Creare dei servizi al cittadino, specialmente in questo settore, non mi sembra una grande idea.